Una storia di stalking come mille altre, consumate però nel silenzio e spesso con epiloghi disastrosi. Ma Simona Vella, titolare di un locale di via Atenea, non è stata zitta, ha richiamato l'attenzione di tutti. Il mio stalker è tornato libero, ha scritto sui social. Devo aspettare che mi uccida? E il suo stalker, appena libero, ha avuto un unico primo pensiero: recarsi nel locale di Simona e distruggere gli arredi che si trovavano al di fuori dello stesso, poi cercare l'auto della donna e danneggiarla. E ieri pomeriggio Salvatore Russotto, 28 anni, di Mussomelima, che risiede ad Agrigento, è stato individuato e bloccato dai poliziotti della sezione volanti. L'uomo non è stato arrestato perché non trovato in flagranza di reato, ma adesso dovrà rispondere, oltre che di stalking, di danneggiamento aggravato e violazione del divieto di avvicinarsi alla persona offesa. La preoccupazione della donna è concreta. Dopo 3 anni di carcere preventivo, dice, il mio stalker è stato assolto per incapacità di intendere e di volere, quindi è libero di continuare a fare quello che faceva prima, tempestarmi, cioè di chiamate, messaggi e minacce. Lui, oramai in carcere, ha continuato, non potrà più andare, è incapace di intendere e volere. Tranne se mi uccidesse, dice. Ovviamente lì ci sarebbe un reato diverso, quindi sarebbe processabile. L'imprenditrice è anche una volontaria della Caritas e ha subito ricevuto un mare di solidarietà e sostegno, a partire dalle forze di polizia e dal questore Ricifari, la stessa Caritas, e questa sera tanti agrigentini si ritroveranno nel suo locale per un aperitivo di solidarietà che avrà lo scopo di mostrare a Simona Vella la vicinanza degli amici e della gente comune colpiti da questa vicenda. L'idea è stata anche accolta dal Consiglio Comunale, che al termine della prevista odierna seduta si recherà nel locale della donna per aderire all'aperitivo solidale.